Giovedì 25, Villaggio in Rosa, spazio e inaugurazione dei musei. Iniziamo dal museo di Ernesto Colnago, dove avremo l'onore, il piacere di avere delle biciclette storiche, Paolo Bettini, Eddy Merckx su tutti, e quella sera anche il patron Ernesto Colnago sarà con noi. Ovviamente vicino a loro non poteva mancare un marchio importante come quello della manifattura Valcismon, di patron Giordano Cremonese. Lì ci saranno maglie rosa storiche, maglie di qualche campione del mondo, Peter Sagan per fare un nome, e tanti altri. Vicino a loro ci sarà il museo di Cesio Maggiore, una realtà locale che ha fatto strada, tanta strada, perché il museo di Cesio Maggiore lo conoscono ormai in tutto il mondo. Anche questo è Villaggio in Rosa.